Ciao a tutti, ho mal di denti. Comunque, sono stata, in realtà non sono andata proprio a fare la spesa vera e propria, perché devo partire per il mare questa settimana, quindi quando voi vedrete questo video io sarò già al mare. È arrivato Franz, devo fare tutto di corsa. Va bene, allora sono stata a Tigotà, Emisfero, Lidl. Emisfero ho pagato 10 euro con i buoni, il resto ho pagato in contanti. Vi faccio vedere subito gli scontrini, se no me li dimentico. Ecco qua, allora, Tigotà, Leo Crema, vabbè, questo è un doccia schiuma, perché sono senza, ho preso questo. E poi la decolorazione Garnier Olia. Poi, all'Emisfero, Shopper, prosciutto cotto. Poi cosa c'era? Maxi paste, ah sì, c'è, wow, dopo vedrete, la nocciolata, i guanti e le dash pods. Ecco, e adesso c'è qualcuno al bagno. E poi Lidl, succulente sono le piante, le patate Skir, quello da bere, cubetti patate, succo arancia, carota, mango da bere, i lamponi, il prosciutto di San Daniele che l'ho già mangiato in macchina, salame Napoli, prosciutto cotto. Questo è quanto. Allora, oggi faccio un video spesa un po' strano. Salame Napoli, prosciutto cotto di alta qualità, era scontato. Poi questo qua l'ho già aperto, non è male, ma cavolo è asprissimo questo qui, mamma mia, una cosa, boh. Ho fatto fatica a berlo, beh, ce n'è metà adesso, però è buono ma è tanto aspro. Questo qui invece non l'ho assaggiato, mia mamma ha detto che è buono, non ha zucchero, ha detto che non l'ha sentito, io voglio farvi vedere, è nuovo anche questo, ok, non ha zucchero, no, quindi ha gli zuccheri della frutta e basta. I lamponi praticamente li ho mangiati. E poi ho mangiato il prosciutto, prima i lamponi, poi il prosciutto, cioè io mangio dolce, poi il salato, oppure il salato e poi subito dopo il dolce. E poi sì, ci sono le patate, sono le solite, 3 buste di queste più una di quelle a cubetti, che in realtà non sono a cubetti. Volete vedere che cosa è successo? È successa una cosa che non so perché sia successa, mi ha rovinato tutto il dopo cena. Guardate qua cosa è successo, si è rovesciato tutto. Cioè questa è rimasta intera, no, questa è rimasta intera di pastina. C'era lo sconto del 50%, quindi 2,40 euro. Queste tre, mia mamma ha detto che pasta sfoglia con la crema, panna insieme alla crema, non si sa, insomma, bisogna assaggiare per sapere. E la frutta sopra, solo che si è rovinato tutto. Cioè, vabbè. Poi vabbè, dash queste. Ho preso la versione grande, questo è il classico. Poi c'è la nocciolata, questa qui però è quella con il lattosio. Ci sono i guanti in nitrile, che sono quelli che uso al lavoro. E poi cosa c'è qua? Ah, il prosciutto, boh, ma non mi ricordavo neanche del prosciutto. 1,97 euro. E poi mancano due cose. Doccia dopo sole settificante all'olio di argan, ma è della Leo Crema, non è tanto di qualità secondo me. Comunque c'era questo scontato, ho preso questo, il profumo non è male. E poi la solita decolorazione della Olia, perché quella della, qual era quella che usavo che mi ha bruciato i capelli? Quella della colorista, e quindi riprendo di nuovo questa e basta. Quindi una spesa un po' una confusione, diciamo, però ecco, non era una vera e propria spesa questa. Adesso metto in frigo e... Quindi per questo video è tutto. Panna. Per questo video è tutto, panna fame stranamente, ma sono quasi le 8 e adesso penso a fare la cena. Noi ci vediamo in un altro video, lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanellina se vi piacciono questi video e volete rimanere sintonizzati con me. Vi ricordo che sul canale c'è la sezione community dove io posto delle foto, posto dei sondaggi per chiedervi magari che video preferite. E basta, questo è tutto, vi abbandono, ci vediamo alla prossima, ciao!